buonasera. L'ospite questa sera di Acquario è Mario Merola. Dunque, in queste ultime settimane in televisione si è parlato molto di Merola e di sceneggiate napoletane. Sulla Rete 2 proprio Mario Merola ha interpretato L'Emigrante, no? Sì. Che è una delle sue sceneggiate. Poi sabato sera sulla Rete 1, una trasmissione che mi pare si chiami Foto di Gruppo, si è parlato di nuovo di sceneggiate. Insomma, le sceneggiate sono state molto di attualità in questi giorni, ma sono sostanzialmente di attualità presso il pubblico in quanto gli incassi di questi spettacoli teatrali sono degli incassi molto alti, no Merola? Sì, a Torino in 4 giorni ho incassato 54 milioni. Insomma. Però, quindi molto, cioè moltissimo, una media molto alta. Ecco, poi adesso spieghiamo bene che cos'è la sceneggiata, ma Merola ha anche interpretato dei film di questo carattere, no? I Mamma Santissima... Sì, Serenata Calibro 9, L'ultimo guappo. Ecco, L'ultimo guappo, ecco. Scusi, io non so se la telecamera Poi in quadro... c'è l'ultimo, fresco dall'America, da Corleone a Brooklyn. Ah, da Corleone a Brooklyn. Sì, con un grande attore americano, Van Johnson, e con Maurizio Merli. Però, sì. Questo l'avete girato in America? Questa è una donna che è una donna, la produttrice è una donna, la Infascelli, che ha voluto questa coppia, può darsi che è la coppia di domani, insomma. La coppia di domani sarebbe lei con Van Johnson? No, con Maurizio Merli, con Maurizio il poliziotto. Ho capito. Lei che fa invece il gangster? Un boss americano. Fa il cattivo? Sì. Io non so se Forconi o Lombardi o l'altro cameraman riescono a vedere, scusi, non voglio prendere la mano, ma volevo far vedere questo brillante, è un brillante? Sì, ecco, è un brillante... È un brillante. Cioè voi amate... Che è un brillante. No, perché veramente questo Camillo, qua... che cos'è? È un brillante? È un brillantino, veramente. È un brillantino, ecco. Ma voi amate portare al Mignolo queste delizie? In genere noi del sud portiamo questo brillantino. Ma che cos'è? Un segno di ricchezza? Un segno veramente, di caro Maurizio, è questo. Io sono stato in America a girare questo film. Il regista Lenzi ha voluto che io mi mettessi un'anellina al Mignolo. Ecco. E mi sono comprato. E costa $16 per la cronaca. Okay. Ma lei solitamente invece nella vita di tutti i giorni non porta l'anello? No. Quando gira a Napoli per le strade? No. Però prima era un segno distintivo anche... Sì, prima si portava, ma adesso come si fa a portare? Anche dei guappi, dei boss. Beh, lei nella sceneggiata è un boss. Sì. Il protagonista, il primo attore. Diciamo. Il primo attore. E ci sono altri bravi come lei nella sceneggiata o lei pensa di essere il solo? No, per carità, ci sono altri bravi. Minori? No, comunque si difendono bene. Si difendono, vengono dopo di lei però, voglio dire, sono venuti dopo... Diciamo, ma questo lo devo dire il pubblico, io non... Senta, per quei telespettatori che non sanno bene cos'è la sceneggiata, no? La sceneggiata è uno spettacolo recitato e musicale con delle canzoni. Cioè, ecco, per esempio, O Zappatore, lei ha fatto, ha avuto un grande successo, L'Emigrante. Qual è quello che si può raccontare brevemente? Una trama, cioè quello che succede? Qual è la storia di una di queste... Beh, Lacrima Napolitana l'hanno vista in televisione, quindi penso che... È proprio la canzone? L'hanno visto parecchie persone, quindi posso dire Zappatore, questo padre che lavora una vita sana, lavorare nella terra, zappare la terra per fare studiare il figlio, per mandarlo a studiarlo a Napoli, no? E questo figlio diventa avvocato, no? E si dimentica della madre. E sono 2 anni che non scrive a questa poveretta. E quello è un momento... E questo è il momento del padre che... Lei fa il padre in questo? Il padre, sì, il padre. E cosa dice il padre? La madre piange, vuole vedere il figlio. E questo padre che fa? Che fa? Si mette un mantello in gola, piglia un ciucciariello e corre a Napoli. Sarebbe il sciaraballo, praticamente. Corre a Napoli e trova il figlio in una grossa sala da ballo dove sta ballando con una marchesa, una signora. Con una marchesa? Sì, una contessa, insomma, perché questa l'ha presa sotto... se n'è invaghita anche... Se n'è invaghita, sì, esattamente. Sentimentalmente. E quindi praticamente questa si è dimenticata, per questa donna si è dimenticata di scrivere alla madre. Cioè quindi c'è sempre questa cosa che la femmina malamente, come si dice? La cattiva. La cattiva sarebbe la contessa. Poi arriveremo a essi umanamente. E allora? Poi? E arriva il padre in questo salone dove si sta festeggiando appunto una festa per mio figlio. E il padre non potete entrare, ma qua non posso trasire. Va tutto quanto a mesa, entra lui con questa massa di carne, perché poi il Zappatore l'ha scritto Bovi, quindi io tengo sempre Bovi, questo grande autore di tante canzoni.
entra in questo salone e canta la canzone. Finisce che lo fa fare, in poche parole, finisce che il padre fa fare brutta figura al figlio. Dice a noce te va a stimare. Cosa gli dice? Inginocchiati e baciami queste mani. Cioè un concetto finale. Molto Sì, perché duro. Io penso che può capitare a chiunque, un padre che lavora per tanti anni per far studiare un figlio, per portarlo a grande, e quindi capita, lo porto a casa. Non capita a chiunque di incontrare una contessa che si invaghisca e che lo so, capita più facilmente nelle può anche sceneggiate. capitare però, che uno sì, incontra sì. la contessa, ma mai dimenticare della madre. Della madre, e della madre, è ecco. E qui il figlio torna a sì, casa. sì, sì. Oddio, il finale si capisce che il figlio torna a casa. Ecco, ma il momento clou quando è? Quando il padre entra dentro questa... Sì, il momento, sì, è il momento più importante. Sì, il padre entra e dice in ginocchio... Infatti dice, ma chi sei? Chi sono? Io sono occupato, dice lui. No? Dice e gli altri hanno un momento... non mi può cacciare. Sono un faticatore, mangia pane e pane. Si tappa a terra che è stata fanore, a te noce, te fa ma stimare. Ma come questo padre canta o lo dice in recitato e cantato. Il cantato cosa dice quando questo padre davanti alla contessa la insulta? Che gli dirà tu sei una femmina malamente? No, non dice niente. Subito la musica inizia e attacca la canzone. Felicissima sera a tutte queste signore incrovattate, a questa comitiva così all'era d'uomini scicca e femmina pitata. Questa è una festa e balla, tutte che fracchi sciasta, queste signore. E in caso ci sa che può uscire a balla senza cercare permesso a balli pure. Musica, musicante. Così c'è fa questa cosa. È spavaldo, questa cosa spavaldo che soleva la musica. E il figlio sta un po' intimorito. È chiaro, infatti la seconda parte il figlio dice chi scorna, cioè che vergogna. No, signor avvocato, sentite a me, non voi mettete scorna. Io fa signora, a zappate, sto zappando ancora notte e giorno. Cioè la fatica che ha fatto. Il lavoro che ha fatto. Lei ha figli, Merola? Ho 3 figli. Figlie? No, 2 maschi ma è una femminuccia. A lei si augura di non dover mai entrare in una sala dove c'è una contessa, è già successo. Speriamo che non succeda mai. Quanti anni hanno i suoi figli? Beh, Roberto ha 15 anni, Loredana 11 e Francesco 8 anni. Ecco. Roberto ancora non si è fatto prendere dai sensi di una nobildonna. No, devono studiare, cioè devono fare quello che non ho fatto io. Ho capito. Come studio. Lei ha cominciato, mi pare che era scaricatore di porto, vero? Come sì, io sono un ex portuale, anzi amo i portuali perché sono la mia vita. Lei, lì si faceva veramente la vera sceneggiata, quando si sudava. È faticoso come lavoro. Sì, e lei cantava, faceva il cantante lì? No, non è che facevo il cantante. No, dicevo mentre lavorava. Mi divertivo con gli amici e parecchie volte gli amici, devo dire la verità, la mia squadra, perché si usciva a squadra. Qualche volta Mario Me, perché il mio vero nome è Mario Merola, dice Mario Me, regalaci una canzone. E lei cantava? E me la mandavano a casa e mi davano i soldi. Cioè loro volevano sentire questa canzone. E sarà il suo pubblico più affezionato, questi suoi ex compagni di lavoro? Sì, mi vogliono tanto bene. L'hanno seguita. E lì che ci fu un concorso di dilettanti, io mi presentai. Allora proprio vollero, ma vai, non ti preoccupare, un teatro cittadino di Napoli, dove io ho preso una medaglia d'oro. Come il migliore è arrivato? Sì, ho preso una medaglia d'oro, poi ho continuato al Porto perché non pensavo mai di arrivare a questo modesto interprete che sono oggi. Non ci montiamo la testa, insomma io sono rimasto quello di una volta. Ma questo è bello che lei lo dica, fa piacere. Ho fatto i primi dischi con il maestro Tonino Esposito, i primi festival, poi è successo che televisivamente, se l'ha visto un mio ex discografico, ci tengo a dirlo, Luciano Rondinella, che lui spingeva questo fatto in televisione perché la televisione di sceneggiata non ne volevo proprio sapere niente, per la verità. Non erano ancora di moda, adesso sono diventati di moda. Diventano un po' di moda, speriamo che diventa proprio moda. E infatti sono arrivato all'Agrama Napolitana di edizione Bidere di Bovio, che sarebbe il mio attuale discografico. Lacrime Napoletane sarebbe l'Emigrante. Sì, l'Emigrante di Bovio. Perché tutte le sceneggiate, spieghiamo al pubblico, sono tratte da canzoni famose napoletane. Infatti la sceneggiata viene proprio da una canzone. Come comincia Lacrime Napoletane, questo per ricordarlo a qualcuno del pubblico, com'era la canzone? La canzone come inizia? Sì, cosa dicevano le parole? Beh, il ritornello fa e c'è una costa lacrima sta America, a noi napolitani. È una famosa. Per noi che ci agni in cielo Napoli con mia madre stupana.
Questa è una canzone di Boio molto bella che ho fatto la sceneggiata quest'anno. Quest'anno stava avendo molto successo. Sì, sì, sta tanto successo. Senta un po', ma lei i panni del cattivo li ha mai vestiti? Perché dobbiamo anche dire questo, nelle sceneggiate c'è il buono sempre Sì, contrapposto io al cattivo, ha ho fatto vestiti, anche il sì, cattivo. la prima volta. La prima volta che ho fatto la sceneggiata. Poi non l'ha voluto più fare. No, perché veramente stava chiamando qualche scarpa in faccia. Allora, Perché la gente si arrabbia. Non mi conveniva. Ecco, ma spieghiamo questa cosa. Il pubblico partecipa a tal punto, Sì. no? Che grida, cosa grida per esempio? Quali frasi grida? Beh, Contro il cattivo, no? Può gridare, ad esempio, se io uccido il cattivo dice Mari bis, cioè a Cilo non ha Alla volta. volta, ecco. Come si fa? Ma al cattivo cosa dicono? Al cattivo durante che lui dice sempre delle parole contro il buono e contro la famiglia del buono, gli dicono tante parolacce. Qualche volta deve scappare anche dalla porta di servizio. Qua. Ah, perché cioè, c'è una immedesimazione. Sì, cioè, sì. Appunto c'è un attore, Mattere, della mia compagnia, che una sera si è struccato e si è truccato un'altra volta per scappare, per non farsi conoscere. Addirittura? Sì, sì, sì. Ma cosa gli gridano? Quali sono le fetente? Che gli dicono? Sì, 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 tutte queste parolacce. Ecco, perché bisogna dirlo, il pubblico Sì, che partecipa fatente, alle sceneggiate Patente, vive, no? poco cornuto sott'acqua, anche Pure qualche... cornuto sotto sì, sotto per non farsi sentire. Sì. Ma c'è una partecipazione anche, no? Non è che qualcuno tira fuori il coltello, voglio dire, no, questo in sala. No, proprio il coltello no. Ma c'è stato in un paese, in una provincia di Napoli, che uno ha sparato addirittura. Uno del pubblico? Sì, ha sparato. Ha sparato al cattivo? Sì, sì, ha sparato al cattivo. Cioè si è talmente immedesimato? Immedesimato nella parte, dice l'ha sparato. Lei era in scena? No, io non c'ero per in questa fortuna. sceneggiata, non c'ero, per fortuna. E l'ha preso? No, non l'ha preso, non l'ha preso. Gli ha sparato? Si è tirato il sipare, che vuoi sì, è un mestiere Sì. pericoloso. Poi un'altra volta, un'altra aneddoto molto importante, cioè la mia prima sceneggiata che fu a Giurare, una canzone di De Crescenzo, dove io 16 anni fa lanciai questa canzone, a Giurare sarebbe La Fiorai, no? E dove veniva sedotta mia sorella. Io sono sceso a Napoli dal paese. Questo è un altro fatto molto grave, sempre nella gravissimo. sceneggiata. Io sono andato a Napoli per incontrare questo cattivo. Lui aveva 2 figli, io non lo sapevo, perché non ti sposa mia sorella, così, tu ti sposa, non ti sposa. Io ho tirato il coltello e l'ho ammazzato. E questo qua, per circa 3-4 minuti, no? Ma ballava tutto il palcoscenico con le mani sull'addome, no? Sulla mano, e mi girava e mi faceva, perché anche qualche volta il cattivo vuole prendere un applauso nella caduta. Ah, fa una bella morte, vuol fare una bella morte. Okay. E questo mi girava, io mi sono sfazzato, Maurizio, l'ho girato un guavice in culo, l'ho girato dall'orchestra. Eccolo, giù. Sì, il pubblico da giù, Mario, bis. Erano con te perché quello aveva fatto quella moglie. Volevano bis. Ecco. Ma io volevo sapere una cosa, lei condivide le storie che rappresenta in palcoscenico, cioè lei crede veramente che l'onore vada salvaguardato, ecco, per esempio mia sorella da stare disonorata? Beh, ma le sceneggiate sono fatte così, io penso che anche... No, ma nella vita di tutti i giorni poi è giusto. Onestamente, se mi capita a me, io posso fare una sciocchezza. Ecco, cioè come i personaggi della sceneggiata. Se capita, hanno fatto a mia figlia, come sto a casa io. Okay. Senta un po', ma è vero che insomma, lei è molto protetto dalla camorra, insomma, io so che quando lei è andata a Brooklyn gli americani di lì, i boss mafiosi gli hanno fatto molte feste. Diciamo, ma che è una cosa che si mangia, Maurizio? No, non lo so se si mangia qualcun altro la camorra che si Ma non lo so, io ho tanti amici, ma non è che vado a chiedere i documenti. Però io so che quando lei è stato in America c'erano questi, sì, come si chiamano, capobastone, come si chiama? Sì, mi fanno delle feste, mi vogliono tanto bene perché sono tanti anni che vado in America, Le brave ma non è che persone. mi interesso, mi vogliono bene. Mi vogliono bene, Maurizio. Ma era un po' organizzata da Cosa Nostra questa cosa americana? Oh, no, da un istituto di Orsoline? No, appena vai... No. Amici, fanno la festa, si mangia, si beve. E uno va a chiedere tu chi sei un capomafia, chi glielo chiede? Anzi, no, ma meglio non chiedere. No, è che sia... È giusto, uno sta così, insomma, si mangia, si beve, si balla. Dice lei è un architetto, è un mafioso, no, quello che sia. C'erano? No, domando, c'erano? Ma non lo so, sono tutti amici che mi vogliono bene, insomma, non è che sono un protetto, insomma. Faccio la mia strada, sono buono, insomma, sono sincero, perché la gente per questo forse mi vuole bene.
per la mia genuinità, per la mia spontaneità. Ecco. Sono fatte acqua di rose, insomma. C'è uno scrittore napoletano che si chiama Luigi Compagnone, Ah, che ha scritto alcune cose su di lei. Ha detto che lei non si rivolge per esempio al popolo napoletano, ma si rivolge alla plebe, cioè ha scritto degli articoli abbastanza polemici su di lei. Lei che ne pensa? Avanti, che posso? avanti, accomodati, siediti qui. Ecco la persona che che si sono adesso presentati, è lo scrittore Luigi Compagnone, napoletano, del quale è uscito recentemente un libro, L'allegria dell'orco, e che ha scritto alcune cose su Merola, e forse Merola si è pure dispiaciuto. Perché No, per me poi già è importante che il signor Compagnone scrive Merola, cioè, già è importante suo fatto. O di bene o di male, già è Però importante un che momento, scriva. Merola, lei non Sì. sa una cosa, che io Sì. ho scritto di lei anche bene, cioè io ho scritto contro la canzone sceneggiata, che non amo minimamente, però in una certa misura amo Merola, e ora glielo dimostrerò. L'ho scritto in tempi non sospetti, però sto sempre in guardia contro il merolismo. Dice, una cosa è il Petrarca e una cosa è il petrarchismo. Ma il Cioè che un domani può succedere... No, ci sono degli intellettuali snob, no? Lo snobismo di certi intellettuali, per cui ogni cosa che fa, che si viene da Napoli, dice, ma questo è un grande fenomeno di antropologia culturale. ma che parole difficili, parlate più facile con me. Sono balle. Va bene. Poi abbiamo un fatto personale. anche Sì. Ho un fatto personale, caro Melo. Lei ha detto che io non capisco Napoli e la canzone sceneggiata perché sono figlio di contessa e perché ho mangiato carne tutti i giorni. Senta Merola, il padre di mia madre era un suo collega, molto meno bravo di lei e quindi molto meno fortunato di lei. Era un cantante di festa. Lei sa cosa sono i cantanti di festa? Come no? E questo facciamo d'estate, facciamo sempre le feste. Era un cantante di festa. In quanto alla carne, anch'io ho fatto i miei venerdì antipatico, no? Questo ricatto sulla fame. Va bene, in quanto... Mi è antipatico anche il fatto che lei proprio la sceneggiata Va bene, sarebbe un lungo discorso, dovrei dimostrare... Ma cosa ha perché... detto Compagnone esattamente contro la sceneggiata? Sono delle parole difficili che io ho detto. No, io parlo, io ho fatto leggere sempre... al maestro Mallozzo perché io delle parole difficili onestamente. Ma non si capiva quello che diceva Compagnone, ma Compagnone si scrive in capisce, maniera ma Allora semplice. vuol vedere come mi capisce a buono. Senta, questo è un articolo scritto sul Corriere della Sera, in tempi non sospetti, 9 dicembre 1972. Sere fa, in televisione, le leggo soltanto poche righe, sere fa in televisione Massimo Ranieri e Mario Merola cantarono Lagrime napoletane. E il secondo mi piacque di più, perché l'interpretazione di Ranieri era un po' edulcorata rispetto al vero dolore espresso da Mario Merola. Questo l'ho scritto nel 72, in epoca non sospetta. Ora mi consente di farle qualche domanda. Prego, no? sì. Avrei No, qualche questo ha domanda detto da una fare. cosa carina Compagnone, però nei suoi confronti. Cioè ho detto che lei ha espresso con molta sincerità un vero dolore, anche perché lei ha un retroterra culturale, tutto è cultura, ciò cultura è barbarie, no? La mia cultura. La sua cultura, ma tutto è cultura. Lei ha un retroterra culturale molto solido, molto autentico, molto vero, no? Qualche domanda? La domanda è questa, gliela dico subito. Dunque, nella canzone sceneggiata abbondano i cavalieri dei buoni sentimenti. I suoi cappi, i suoi camorristi sono cavalieri dell'ideale, cavalieri dei buoni sentimenti. Ma non crede lei che questo sia un falso teatrale e in atto pubblico? Cioè questa Napoli così distaccata da tutti i temi della realtà umana e sociale di oggi, e nella canzone sceneggiata questi temi invece vengono così vanificati, perduti, ignorati. Ma lei mi deve dire nel teatro come si chiama quel grande autore? Perché qualcuno ha fatto... No, quell'altro pure. Shakespeare. Shakespeare. Non so se dice. No, vabbè, no, diciamo Shakespeare, vabbè. Insomma. Questo grosso... Non c'è là, non c'è anche lì la passione, il dramma e tutta questa roba qua. Non è una grossa sceneggiata anche quella? Beh, è molto facile, Merola, no. Dire che è una battuta da parte sua molto divertente, ma non credo che Shakespeare sia una grossa sceneggiata, perché lì si va nel fondo dei sentimenti dell'uomo, no?
tragedie dell'uomo, cioè quella della sceneggiata è una falsa tragedia perché, allora vabbè, stiamo pure a Shakespeare. In Shakespeare si chiude con catacombe, no? Con enormi cataste di morte. Nella sceneggiata trionfa sempre il bene, il che è un falso. Quasi sempre nella sceneggiata trionfa il bene. No, non è vero, c'è alcune sceneggiate. Sempre. Beh, quasi sempre. Quasi sempre trionfa. Questo è ma un noi grande questo vogliamo falso. nella vita, che il bene trionfa sul male. Ah no, un momento, ma lei ha detto una volta, io la cito, lei ha detto una volta che la sceneggiata rappresenta la malavita napoletana, che è un aspetto di Napoli. Molto... Ma non la malavita, diciamo il guappo, che si mette un guappino là a sterze. Ma io ho detto, scusi, ho sbagliato a dire, ho detto che la malavita è uno Cioè, degli la aspetti malavita di proprio Napoli. che si fa, non la malavita del guappo. Vabbè, per malavite intendiamo quelle del guappo. C'è un'altra domanda, compagno. Un'altra domanda, senta, Merola, per quello che riguarda i concetti dell'onore. Io le leggo i concetti dell'onore, i concetti del rispetto umano. Io le leggo una notizia, anzi un brano di una notizia apparso sul Mattino di Napoli in data 22 agosto C'è un po' di movimento. 1978. Scusa, Sì, compagno, un attimo. Avanti, buonasera, Maria Luisa Santella, che prego di sedersi lì, attrice napoletana, vi conoscete? Attrice napoletana. Avete lavorato insieme? Mai. Mai. Ma Ma non ho questo piacere, però la conosco. tu accetteresti una scrittura di Merola? No, io forse scritturerei Merola. È diverso. C'è importante che... Secondo te. Adesso ci Sono arriviamo. contento. Adesso ci È arriviamo. importante. Mero, io le leggo questa notizia, no? Sì. Frank Thieri, nato a Napoli 74 anni fa, sarebbe l'uomo più potente e temibile degli Stati Uniti. La sua attività è una macchina industriale che macina milioni e milioni di dollari al mese. I giornali americani hanno fatto di Frank Thieri il mito della nuova mafia degli Stati Uniti, boss di tutti i boss, protettore dei deboli, pericoloso e spietato con i rivali che ha sistematicamente annullato, è emerso prepotentemente, secondo le stesse fonti di polizia, in tutti i settori del crimine Ma organizzato. cosa c'entra con Merola? Ecco, quando Merola è tornato dall'America si è detto entusiasta di Frank Thieri, ha detto che è un vero organizzato. Perché lei si è entusiasmato di questo personaggio? Io mi sono entusiasmato perché... Che cosa intende, mi scusi, che cosa Sì, perché intende ho per visto onore, che per l'onore di un uomo? L'amano a questo napoletano, l'amano come San Gennaro. Cioè le mogli le baciano la mano. E le pare bello tanto perché gli vanno a solo- baciare le mani, Ma no, è bello, però ma Merola, scusate, insomma. No, ma, fatto- ma se questo Thieri, che era poi di quello di cui io parlavo anche prima, ha fatto tutte queste cose qui... Per me che so io è un no, uomo non che lo ha so. fatto soltanto del bene. Poi queste cose che... Ah, queste cose lei le ignora, lei ignora il male, caro Merola, ignora sempre il male, anche la canzone sceneggiata ignora il male perché, come dicevamo prima, finisce sempre tutto a lieto fine. Scusate, perché non... E no, Napoli non ha bisogno di questo discorso della canzone sceneggiata perché è un discorso fraudolento. Ecco qua, il mio rispetto per lei come attore l'ho scritto, ripeto, in tempi non sospetti, nel 1972, in quanto la canzone sceneggiata rappresenta tutti i miti peggiori di Napoli, i miti del plebeismo, i miti dell'onore, il delitto d'onore, tutte queste porcherie contro Ma le quali... lei può dire quello che vuole su E lei rimane del suo parere? No, io rimango sempre del mio parere, che è una Naturalmente. cosa genuina, è una cosa spontanea, è una cosa acqua di rosa. Voi scrivete tante cose, la fate diventare proprio, è giusto. Ma Merola, usando un una grosso battuta... teatro. Usando... Questa è una cosa genuina, una cosa, una Come sceneggiata. genuina? Ma anche la coltellata Ma- è una cosa genuina, caro Merola. Usando una frase... Perché nella sceneggiata ci sono questi ingredienti. Se no Allora, Un momento volevo... Un momento, posso? Maria Luisa, Posso- allora Boni? bisogna vedere un po', a un certo Io- momento io rimango non e facciamo una ignoro il sceneggiata, male, vi io prego, ignoro. vorrei No. dire una cosa, non facciamo una sceneggiata, a questo No, anche punto... perché la sceneggiata è una cosa vera, perché qua noi che facciamo la sceneggiata, qua se Sì. stiamo parlando parliamo sul serio. certamente che stiamo parlando su, se no dico quando ci incrociamo però molte voci facciamo Allora, una sì, specie sì, di- Compagnone, poi la Volevo Santella. dire una cosa, bisogna fare anche una certa differenza, no? Di concetti fra popolo e plebe. A vedere a Napoli che cosa significa Ma questa plebe? parola va bene, cosa mangi? Non lo so sta parola. Plebe. E dobbiamo noi per parlare per... Popolo e plebe stanno anche sul vocabolario italiano, e siccome noi siamo una nazione che sono delle facce purtroppo completamente diverse, non devono comunicare dialetticamente. Io le voglio domandare una cosa. Le Dunque, sue diciamo, scusa Maria Luisa, sceneggiate- diciamo che Maria Luisa Santella
è un'attrice di teatro d'avanguardia, di un teatro vanno sempre all'avanguardia. Ma sono bravi però. All'avanguardia un momento, è meglio andare avanti che andare indietro, cioè noi dobbiamo cercare di costruire, non di distruggere. La sceneggiata io mi auguro che nessuno di voi sia posso armato. dire una cosa soltanto, per carità, siamo delle persone civili, siamo delle persone civili. Stiamo parlando sul serio, facciamo la sceneggiata. Lei mi può porre una cosa, dice io dovunque sono andato, o in America, o a Torino, o a Milano, ho riscosso sempre successo. Mi permetto di dirglielo io per quale ragione, sa per quale ragione? Per un tristissimo, atroce destino di Napoli, perché Napoli è stata sempre recepita e applaudita quando ha esportato il peggio di sé, quando ha esportato il falso, il convenzionale e lo spoppolamento dei sentimenti. Scusa compagnone, ma io volevo sentire la Santella, mi interessava anche Maria Luisa. I commentatori lombardi si divertono alla canzone sceneggiata, i commentatori lombardi sono quelli che hanno detto sempre che noi siamo Napoli, il Napoli, i napoletani, i morti di fame, gli spaghettari. Questo ha detto sempre. Sì, ma vado a Milano e faccio l'incasso, che mi interessa? Ma anche Frank Thieri, di cui abbiamo parlato prima, ha fatto incassi di miliardi di dollari. Io vado all'Odeon in 18 giorni. Ma io le auguro di fare ancora gli incassi spontanei. Allora Maria Luisa, posso avere la parola? Sì, sono una donna, posso avere la parola, qualità di donna perlomeno. Volevo dire, siccome io seguo la sceneggiata, ho visto le sceneggiate, quelle di prima, diciamo, quelle classiche e quelle della nuova linea, cioè le sceneggiate d'avanguardia potremmo dire, quelle di Merola, che hanno modificato addirittura quelli che erano gli stilemi, parola difficile, i segni fondamentali scusa, della non è di stilemi difficile per Merola, difficile pure per me, cerchiamo di capire. Bisogna parlare in maniera fondamentali, fondamentali. Ora all'interno della sceneggiata io ho visto solamente esistere donne in qualità di madri, sorelle o puttane, al di là della madre, della sorella e della puttana. Nella realtà esiste un'altra categoria di donna, perché hanno fatto le puttane, non è che si addita una realtà storica che li ha costretto a fare le puttane. La donna punita rientra nell'ordine, rientra soltanto in quanto riesce a mortificare totalmente la propria condizione di donna. In effetti la donna nelle sceneggiate ha un'immagine molto sbagliata, molto triste. Per esempio Raffaele Viviani aveva detto che la sceneggiata è la prostituta dell'arte. Del teatro. Del teatro. Ora, per concludere la mia domanda, cioè come questo pallido esempio, no, della donna che appare nella sceneggiata solamente attraverso delle vesti che sono portate a quelle addirittura di maschere, non più di esseri umani, perché nella realtà di oggi non esistono più solo madri, sorelle e puttane o così suddivise in schemi. Io sono madre, sono sorella e sono anche puttana, se vogliamo, nel momento in cui io metto in piazza tutto un mio essere donna, per un certo tipo di mentalità. Tutti gli altri temi della sceneggiata secondo me sono allo stesso modo mistificati. Il successo e gli incassi della sceneggiata purtroppo fanno assolutamente leva su questo fatto fondamentale, che in un momento di crisi la gente si aggrappa a dei falsi valori perché ha paura di voler prendere nuovi valori, ma la nuova Napoli, quella che dovrebbe uscire fuori, in questa maniera va assolutamente a perderci, perché sul piano pubblico esce fuori ancora una volta il folklore, la camorra, la malattia, la madre, la prostituta e tutti questi luoghi comuni che noi abbiamo già superato anche a livello culturale popolare, perché Viviani era popolare. Vorrei dire un'ultima cosa. È entrato Mariano Rigillo, interprete del Masaniello, il commissario Selvaggi, nello sceneggiato appena finito. Ecco, perfetto. Non interprete, però un altro napoletano. Cioè voglio dire solo un'ultima cosa, siccome io stimo Merola come grande attore, perché allora non mette al servizio del pubblico la sua potenzialità artistica per dare temi nuovi? Cioè lui sarebbe uno splendido attore di Brecht, Maria Luisa, di Viviano, vogliamo farlo parlare a Merola? Posso ancora dire una cosa e poi lo facciamo parlare, gli voglio dire ancora una cosa, io sono d'accordo perfettamente con lei. A Napoli esiste un grande autore di teatro, un immenso autore di teatro, che la borghesia italiana ha sempre rifiutato, mentre accetta la canzone sceneggiata. Chi è questo grande attore di teatro? Lei lo sa quanto me, Merola, è Raffaele Viviani. Raffaele Viviani non è ancora entrato in Italia, è stato cacciato. Lei che
È un grande talento, è un grosso talento teatrale. Perché no? Lei è capace di fare Viviani, perché non prende Viviani e lo porta in Italia anziché portare i miti del plebeismo più trito e ritrito della napoletanità, cioè la canzone sceneggiata? Perché non porta Viviani? Ci sono cose che lei può fare benissimo. Facciamolo rispondere, però. Facciamolo quest'anno di mettere un lavoro di Viviani, insomma, sempre che me lo fanno fare, insomma, o a pie cartone, insomma, o Masti Forge, una cosa che Mariana di questi lavori le sa molto meglio di me, insomma. Ma che posso dire? Noi parliamo di sceneggiate, ma se al momento uno pensa di fare Viviani, facciamo pure Viviani, ma no facciamo pure Viviani così, perché quello è un teatro difficile, non è un teatro veramente d'arte. Ho scritto cretinamente che lei può fare Brecht, questo non è vero niente, lei può fare Viviani. Mi chiedo scusa, ma mi sembrava che la Maria Luisa Santella avesse posto sul tappeto un tema importante che era come quello... ho capito non è contro di me, ma è contro la sceneggiata, insomma. No, questo la tranquillizza? Io sono contro a dire... ma io devo difendere la mia sceneggiata perché i frutti ci stanno, insomma. No, le cose vanno bene, no, a me interessa... Scusate. Però un domani io posso fare anche Viviani. Ecco, questo l'abbiamo risolto. Maria Luisa aveva detto una cosa che mi pareva interessante, cioè la figura della donna, così come la donna viene rappresentata nelle sceneggiate, che è una maniera, secondo me, non vera, fuori dalla realtà e estremamente negativa nei confronti della donna. Perché la donna, cioè sempre la madre, che la donna... ma i canoni sono quello della sceneggiata, non si può pigliare a uno che facciamo fa Monaca Santa quando ha da fa a puttana, come hai detto tu, insomma. Gli ingredienti sono quelli, il sesso malamente, la protagonista è il cattivo. Cioè... scusi, volevo dire, come lei nell'Emigrante, l'ho visto in televisione ultimamente, ha messo in scena non più il popolo come una volta, ma la nuova classe degli arricchiti napoletani, i commercianti napoletani. Sì. Quindi ha fatto un'innovazione all'interno della sceneggiata, perché prima l'emigrante era l'emigrante che partiva per fame, invece questo parte perché ha ucciso, per onore, è tutta un'altra dimensione. Allora come lei ha modificato, rispecchiando all'interno della sceneggiata questa nuova classe emergente per fare gli incassi, perché questa è la classe che viene e paga, perché poi non modifica anche tutto il resto? Perché all'interno di questa classe la donna deve rimanere tale? Perché all'interno di questa classe quindi tutti i temi fondamentali della vita devono rimanere quelli. Ma lì siamo legati a una canzone di Bovio. No, la canzone non parla. La che la signora, chi non dice la citolata che la puttana. Come dice la signora? Com'è questa facita? La citolata che la signora. È chiaro che il grande Bovio, quando scrisse questa cosa, la citolata che la signora, lì si farisce la citolata che la puttana. Io no, non torno, ma resta fuori. Resta affaticato per tutto quanto. I caggio persa padre, caso onore, sono carne e macello, sono emigrante. Questo è il punto, non la signora, ma carne e macello. Io sono carne e macello, sono emigrante. Perché? Perché siamo legati alla canzone. Io vorrei sentire Mariano Rigillo, sentiamo un'altra opinione. Io vedo un po' di animosità che mi piace, ma trovo difficoltoso un attimo inserirmi, perché io credo che la sceneggiata vada al di là dei contenuti, vada analizzata un attimo come fenomeno. Indubbiamente io credo è una realtà della quale non si può ignorare l'esistenza, è un fatto che esiste, cioè il fatto che Mario faccia gli incassi che fa e il fatto che altre sceneggiate facciano il successo che fanno significano evidentemente qualche cosa. Ed è un fenomeno popolare. Ed è un fenomeno, insomma, sull'aggettivo popolare. Non so, plebeo popolare. Io penso che ormai fenomeno di pubblico, è una piccola, voglio dire, è una realtà. Un fenomeno che mi chiama Superman, che vanno a i palazzi, chi è Superman? Sì, mi chiama Basci Scandinavo. Comunque è una realtà. E di fronte alla sceneggiata ci stanno sempre queste due posizioni, no? O dell'intellettuale che arriccia il naso e la disconosce, eccetera, oppure di chi la esalta e ne fa addirittura una bandiera, diciamo, di cultura, eccetera. Io credo che bisognerebbe invece analizzare un attimo il fenomeno e vedere se, per ritornare un attimo al discorso che faceva anche Maria Luisa, se attraverso i canoni, diciamo, della sceneggiata, che sono evidentemente dei canoni efficaci, efficacissimi da un punto di vista teatrale. Io non ho esperienza diretta di attore di sceneggiata, ma ho esperienza di spettatore di sceneggiate. Confesso che anche io in certi casi sei venuto sempre a vedere. Mi sono un attimo... Tu gridavi fetente al cattivo? Non gridavo, però certo, forse mi rammaricavo di non avere il coraggio di farlo, ecco, forse questo. Dico, se attraverso i canoni della sceneggiata, indubbiamente teatralmente efficaci, dimentichiamo che dalla sceneggiata sono usciti tutti i più grandi
del teatro napoletano, insomma. Sì, appunto, non fosse possibile mettere, ecco, degli altri tipi di contenuti, cioè tu dici io faccio l'emigrante e tu dici sono carne e macello, sono che emigrante. Ora, come espressione abbastanza bella, la canzone, perché poi non bisogna dimenticare il grande fascino che ha avuto la canzone napoletana per la nascita della sceneggiata. Ora dico, se dicendo nella sceneggiata dell'emigrante io sono carne e macello, sono che emigrante, non ci si fermasse a questo punto, ma si per esempio analizzasse il perché uno è carne e macello ed è emigrante, forse ecco che già il discorso che riguarda... Per cambiare, mettere altri contenuti dentro avrebbe forse un'incidenza no? maggiore, visto che ha un seguito popolare così indubbiamente numeroso, su questo non ci piove. Cioè, lei si è convinto, cioè praticamente ora butta via questo repertorio e io butto via questo repertorio, ma che scherziamo? La posso fare più pulita. Cioè, non più pulita, con cose più attuali, più di oggi. Il problema è questo. Posso fare altri cani, altre cose, ma mai. Lei che ama tanto Napoli, anzi, io quest'anno metto sotto una grossa sceneggiata e Franco Franchi fa il comico nella mia sceneggiata. E di che parlate? Con l'Anna Valtra tu si mette. Ecco, ma la storia qual è di questo? Analizziamo. Ma non lo so, io posso prendere un classe, Guapparia. Dopo chi se Guappi ci margiasse, che ha buscato tutto. Allora quello che dicono la Santella io volevo dimentichiamo una domanda, che non è che fare una solo domanda. omicidio, scusate, che non è solo omicidio, non è solo schiaffa, si ride pure la sceneggiata. Gente viene là per passare 2 ore in io però volevo fare una domanda importante, cioè una cosa che mi preme dentro come napoletana e come donna oltretutto. E allora non te la far premere più. Ecco, voglio sapere questo, cioè lei non si rende conto che in effetti col mantenere in piedi questo tipo di discorso di sottocultura napoletana si contribuisce a mantenere in piedi la fame, la miseria, i bambini che muoiono. Lei che ama tanto le mamme, allora mettiamo sul piano plateale, io come mamma mi preoccupo di che cosa? Che i miei figli stiano bene, ma che tutti i bambini napoletani stiano bene, tanto per andare sul piano sceneggiata, no? E che non debbano più morire di fame, per non esportare ancora questa faccia di Napoli che noi vogliamo assolutamente far finire. La sceneggiata non contribuisce, mantenendo in piedi una serie di valori sbagliati, a mantenere in piedi tutta una sottocultura di fame, feste, farina e sporca, dalla Decola Scarane che ha fatto con me con la regia di Masiello, che anche un giornalista, un suo collega, ha fatto una regia e ha lasciato un teatro comodo, ha lasciato un teatro comodo per rischiare un teatro difficile che era la sceneggiata. Cosa dice Maria Luisa? Che noi vogliamo che finisca, ma è una cosa che già sta finendo, una cosa che già è finita, cioè è finita la realtà napoletana, quale è stata rappresentata dalla canzone sceneggiata. A Napoli c'è stato un fenomeno molto importante, io credo che la canzone sceneggiata non ci arrivi mai, c'è stato quello, è finito, naturalmente perché ci sono stati degli imbrogli, dei trucchi, ahimè purtroppo anche ci sono stati per la prima volta a Napoli i disoccupati organizzati. Questo per la canzone sceneggiata non esiste. Ecco, lei mi diceva prima che vorrebbe riprendere i temi della guapparia. Merola, basta con la guapparia, per cortesia. Se lei ha un grosso temperamento, stiamo parlando con lei perché lei ha un grosso temperamento. Ripeto, in epoca non sospetti, io l'ho scritto sul Corriere della Sera e gliel'ho letto. Però se lei sta ancora con questa guapparia, lei piacerà ai commentatori lombardi, il Napoli che c'è il coltello, che è divertente. Ma lei fa un grosso male, perché lei veramente vuole che certe posizioni napoletane restino inamovibili. Continuiamo ad essere i giullari di un sistema. Giullari di un sistema, i giullari di una certa borghesia italiana che ride sulla poi alla morte nostra dei nostri figli. Lei ha saputo a Bergamo che cosa è successo? Che è successo a Bergamo? A Bergamo sapete che è successo quando c'è stato il Napoli l'altro giorno, l'altra domenica a giocare a Napoli? Sai i giocatori del Napoli mentre giocavano come venivano accompagnati? Colera. Mi sembra una cosa giusta questo. E questo sto dicendo, e noi con queste cose dobbiamo farla una cosa finita. giusta. Io sono stato ad Ascoli a vedere la partita. Sul mattino ho scritto un articolo. Io sono stato ad Ascoli a vedere la partita. Io ho menata uno per questa cosa. Quindi non eri più Mario Mero. Sul mattino ho scritto un articolo. Mi sembra una cosa giusta che quando poi succede qualche allora non ci capiamo. No, io non fa parlare pure a me, dottore. No, e non ho finito. Sul mattino ho scritto un articolo intitolato L'autoinsulto di Bergamo, per dire che non è una cosa giusta. Sì, è brutto, è uno schifo. Non deve fare così, perché quando succede una cosa al nord, i primi a preoccuparsi sono i napoletani, stiamo sempre annanzi noi. È un peccato questo fatto che succede. Ecco, e non dobbiamo aiutare questa cosa esportando questo quando succede una cosa noi siamo sempre avanti. Non mi aiutava, serve qualche cosa. E io sono stato il primo a fare
i spettacoli di beneficenza per i terremotati. Lei è stato... Io sono stato il primo E a fare non si spettacoli. fanno gli spettacoli di beneficenza per i terremotati perché ci deve pensare il governo, No, non ma la è stato molto beneficenza. bravo, io le ha candidato alla Per carità, che si fosse Discorso così, della demagogia. così, mi sembra bella una cosa che una Hai il fatto calcio malissimo, una da hai colera, fatto a parte il fatto che può darsi pure che questa cosa capita che l'Atalanta va in Serie B. Ma voi avete notato la... Non ce ne frega niente. in tutto Ma ciò, in contro il tutto Napoli ciò non che- bisogna mettere. Scusi. Mi auguro che si salva, però può darsi anche che va in Serie B. Ma avete notato l'abilità Perché di Merola? non si dice colera, colera. L'abilità di È Merola una che si è squadra di agganciato calcio. all'ultima Abilissimo, cosa detta da all'ultima Compagnone Merola e ha fatto una difesa straordinaria. No, ma io ha posso fatto dire una che carrettella, quello che nella sceneggiata Sì, si una chiama la carrettella, carrettella. Ha fatto trovo un Che film. adesso io non la uso più la carrettella, non so se avete visto l'ultima mia sceneggiata. Vabbè. Il carrettello non so se Rigillo lo- voleva dire una cosa. però. allora, io Prego, volevo dire un Mario. attimo che mi era divertito l'intervento di Luigi, che quando Mario dice io ho menato a una, Luigi ha detto un "Fatto asco, bene". Insomma, comunque siamo in un clima leggermente Sì, sì. da sceneggiare. Certamente. Quando ho fatto pescare, Mi è uscito, poi mi sono... Sì, appunto. Però tu mi hai, Mi pare però mi hai che, afferrato. mi pare che sia Compagnone come la Santella, come in qualche misura Rigillo hanno detto a Merola bisogna cambiare i cioè contenuti vogliono delle che io faccia sceneggiate. un altro teatro, No, un perché altro tipo di dicono, contenuti. loro dicono che io Loro non lo so dicono. ancora, loro dicono che sono all'altezza di fare un piano. Ecco. No, ma loro dicono anche No, ecco, cambiamo vedi, i contenuti. vedi, a questo punto a me mi piace dire una cosa, che tu non devi dire io sono all'altezza. Cioè, No, io non ho detto io sono, Cioè, loro dicono che io sono ma all'altezza. tu non- Può essere voglio pure che è dire, difficile lui per non me, vuol dire questa è può una darsi modestia, anche che è è una difficile per modestia, me, caro confesso, Mariano, fare il piano. è una modestia, confesso che mi sorprende, perché io così, sono un attore di estrazione molto diversa. Tu lo no? conosci come più superbo lui invece. No, Una no, domanda? voglio Ah, dire no, mi no. sorprende nel senso che secondo me non la dovrebbe affatto avere. Ma come pugnaccio lui, ogni tanto Sì. mette- No, che Questo me, sì. che No, me. perché dico, Ogni io tanto sono, trasa con dicevo, Portiello, un attore di estrazione completamente diversa e ho avuto modo di stare vicino ad attori che vengono, come tu dicevi, dalla sceneggiata. Insomma, i primi nomi che vengono da fare sono Pupella, Maggi, Rino Taranto, Franco Lemao, Sportelli, Bruni, insomma, Sportelli, tanti Maggi, altri. Rondinelli. Ora io devo dire Di la Candia, verità, tutti quanti. vicino a questi attori rimango sempre sorpreso dalla loro istintiva proprio capacità di fare teatro rispetto a noi, agli attori diciamo educati La domanda Rigillo. No, la domanda, ecco dico, la domanda in realtà non c'è. E volevo puntualizzare semplicemente il fatto che non è il caso di dire loro dicono che io sono all'altezza, tu all'altezza ti ci metti e lo fai, ecco. È chiaro, non si mette un pensiero, già fa Cioè, festa. il discorso è di scelte. Ed è purtroppo Cioè, un po' imbarazzante, rappresentare ecco, una quando tu Napoli dici o Shakespeare l'altra. che è roba a magnà, questo non lo devi dire, insomma, No, perché non è bello. Ma l'onore Dire che una cosa No, vabbè, così. ma senti, no, No, ma Shakespeare tu devi imparare che se dici Shakespeare devi sapere chi è, devi fare vivi È viaggi, chiaro che ho devi fatto per fare una battuta, perché io- questo no. perché ma lui io lo sa cocco benissimo libero, chi è cioè Shakespeare. non ho fatto Ma lui lo sa benissimo. Anche perché le scuole alte, però certe cose Ma le sì, ma è leggo, giusto, insomma. ma è chiaro. perché- Ma l'onore, Che che sasso, cos'è? che cosa? L'onore. L'onore è cos'è sacro, credo. Ecco, ma dov'è, in che l'onore momento è viene sacro. fuori l'onore? Ecco, posso fargli una domanda? Gliela stavo facendo io, prego. No, Prego, perché prego. mi riallaccio a una cosa sua. No, Prego. lui fu intervistato una volta da un giornalista. Allora, questo giornalista gli ha fatto questa domanda. Se sua moglie... Compagnone praticamente vive seguendo quello che lei dice. Sì, non sì, so lo so, se- hai capito, che hai capito? che c'è una grossa Hai personalità capito? che mi segue. Hai capito? Dunque, lei ha detto al giornalista, se sua moglie le fa le corna, lei la deve uccidere o no, o non la uccide. Se non la Dipende- uccide non è un uomo di onore. L'onore in che consiste? In Sì, questo un me lo momento, spieghi. dipende come mi fa corno. Come Che vuol dipende dire? da come fa le cose. Mi spieghi, Guarda, scusate. le corna Io non adesso sto Facciamo qua, no? parlare Merola Per favore. piacere, Ecco. io adesso sto qua, no? Mia moglie sta a Napoli, adesso sta davanti al video, con i bambini mi sta vedendo, e sta là. E se la intende con uno, no? E non lo so io, non lo so. Vero? Non vengo mai a sapere sto fatto. Anche se me lo dicono, guarda che tua moglie se la tende con... No, io già avrei con voce mia, se è veramente questo fatto. Ma se è veramente questo fatto, io l'ho uscita mia moglie. Ho capito. Quindi perché non fa una Perché sceneggiata sua moglie non intitolata? avrebbe diritto Perché non a fa una fare sceneggiata Ecco, intitolata ecco, Corna sì. Napoletana? No, ma ecco. diciamo una cosa però. Cioè tipo l'emigrante che questo compare mangia nello Cioè, stesso, dico, Ma no, nello stesso ma voglio piatto dire, mio ma e se la intende una con mia donna moglie. può innamorarsi di Adamo un'altra io, persona. Ma perché una donna non Una è donna libera non di si può innamorarsi? Si può innamorare di un un'altra altro uomo. persona, no? Vabbè, ma me No, la ma lui dice, dice però me lo deve dire. Ah, lo deve Lo dire. dice, guarda, io a questo E lei, punto un momento, bisogna... un perché a momento, quel mi scusi momento Merola, cosa appena fa? gliel'ha detto sua moglie, lei come reagisce? Dice brava, è leale. Non lo so come posso Ah, io lo reagire. so, lei la prende a calci, caro mio. Dice come ti sei permessa? Cioè lei si Non lo reputa, so, lei non si lo so. ritiene depositario dei Se me sentimenti lo di dice- sua moglie, della no. lealtà di sua moglie. No, e io di non tutto. mi ritengo di questo No, no, deposito, è non così. ce l'ho veramente. No, no,
È un triste proposito. Veramente questa cosa non ce l'ho. Soltanto dico che se mia moglie si innamora di qualcuno me lo deve dire. Può darsi pure dico, bravo, mi fa piacere. Ma questo... E quando me lo facevo questo fatto? Oppure che non lo so, non lo so. Ma lei ogni tanto ci pensa? No. Ma non ci pensa nemmeno perché so che mia moglie mi ama, viviamo assieme, ci vogliamo bene per una vita. Dove altro si ripone? Questa la sceneggiata vera l'ho fatta io con mia moglie. 16 anni amore, 17 anni, 16 anni sposati, che non si guadagnava una lira e non potevi sposare. Poi i primi soldi al porto, il primo disco, la prima cosa, si fatica, che era una vera sceneggiata. Insomma, mi sono sposato. Mancano 4 minuti e abbiamo finito. Mi pare che sia un'occasione, è volata. È un'occasione irripetibile quella di poter fare, qui siete in 4, sono 4 personaggi da sceneggiata, in fondo, Compagnone è il cattivo, perché è, no? La Santella che cos'è? Qua ti voglio. Cattivone la Santella. No, perché io come fisico potrei fare la caratterista comica, ruolo che però abborro assolutamente. Sì, lo odio, quello della caratteristica, perché odio gli schemi, quindi quello di dover fare la caratterista comica solamente perché sono brava. Non dimenticare che le caratteristiche sono state delle grandi artiste. Lei però fa l'innamorato, e pure il fisico tanto non ci sta. Perché c'è da dire qualche cosa? Già esco sposato. L'innamorato. No, già esco sposata veramente, già con 2 figli. Rigillo che ruolo potrebbe avere? Vabbè, che ne so, se Luigi fa il comico, cattivo, io faccio il comico, c'è il comico. Allora io direi... Vabbè, può fare anche un fratello del primo attore. Ecco, allora... Perché il cattivo... Generico primario. A me piacerebbe se ci fosse... Generico primario, l'ha detto che lo fa Compagnone. Il titolo di questa sceneggiata, O figlio da contessa. O figlio della contessa. O figlio della contessa. Scrivete. Ecco, finirà che Compagnone scrive una sceneggiata per fare contento io farò una sceneggiata. Magari Luigi scrive un testo per Mario. Ecco, ma vorrei dire questo, per esempio, chiudiamo 2 battute da sceneggiata fra Mario Merola e Maria Luisa Santella, improvvisate. Cinematografo. Dopo cartiello stava amore tragica e una figura di femmina scannata. Si erano fatte una ventina di repliche che la sala stava già tutta affollata. Questo è di Mario. E già ti pure a sto cinematografo, come si dice, per fatalità. Cioè questo è quello che si svolgeva. No, ma io vorrei un'uscita, vorrei una carrettella finale. Ma fa forse la carrettella. Un finale. La carrettella finale. Io volessi sapere, l'altra Napoli dove sta? Ce la siamo dimenticata? E c'è la costa lacrima sta America, a noi napolitane. Per noi che ci chiamiamo cielo Napoli, come amare stupare. A questo punto io entro col mantello nero e dico, figli so piezze e cora. Sì, oh felicissima sì, perché ce l'hai ce l'ho la stanza il per fisico di fare felicissima sì. Lunedì prossimo non andiamo in onda, c'è un film lungo, ci vediamo lunedì 2 aprile. Io ringrazio Mariano Rigillo, Luigi Compagnone, Maria Luisa Santella e Mario Merola e devo dire che al di là di tutto quello che si è detto, Merola è molto simpatico e le sceneggiate sono anche divertenti, però se si cambiasse un po' il contenuto delle sceneggiate non sarebbe male. Comunque, vabbè, insomma, noi l'abbiamo detto, ci abbiamo provato. Grazie a tutti, arrivederci. Abbiamo divertito.